Certo che me l'aspettavo ed è anche giusto. Prima si finisce, prima si conclude e dopo basta. Speriamo che dovrebbero fare di più zona rossa, più concentrata e dopo per far finire prima questa cosa. È un problema perché per muoverci agevolmente. non sappiamo come dobbiamo gestirci adesso. Aspettarcela ce l'aspettavamo. Sarà un problema con il lavoro, tutto quanto. Che già adesso non si trova lavoro, col discorso che già siamo stati tutti chiusi. Sarà ancora più difficile trovarne. Loro continuano a fare questo sbaglio di chiudere e riaprire e non risolvono il problema. È il fallimento della parte orientale dell'Italia, perché in Cina e di là non hanno più niente. Io come cittadina italiana mi vergogno di essere italiana. Apri e chiudi e rimaniamo sempre uguali. Solo che comincia a farsi pesante dopo un anno. Io non me l'aspettavo, soprattutto perché anche lavoro in aeroporto, per noi è un disagio enorme. Abbiamo pochissimi voli al giorno e la situazione veramente era imprevedibile. Siamo appena andati per esempio in un negozio di divani, erano anche là disperati perché non sapevamo se ordinare le cose perché domani, scusate, da lunedì sarà di nuovo chiuso. E quindi è una cosa a catena, se non moriamo di Covid si muore di altro per l'economia e quant'altro. Ben venga la zona rossa e certo che bisogna abituarsi un po' ad ulteriori limitazioni perché così non si può andare avanti. Insomma. Adesso poi c'è il problema del vaccino e c'è tutto un gioco psicologico che comunque non fa stare tranquilli. Non posso vedere i miei nipoti